di dedicare anche oggi ai principali fatti del giorno. In primis, peraltro, dando conto in maniera ampia della proposta del professor Luca Ricolfi, pubblicata oggi in prima pagina sulla Stampa e poi a pagina 2 a pagina 3, che è perfettamente in linea con l'argomento del giorno, ovvero il famoso Jobs Act, la riforma del lavoro, che peraltro è sì un appuntamento parlamentare al Senato, cioè sì la questione di fiducia, i malumori interni al PD e via dicendo, però nel merito è un provvedimento di delega e in quanto tale non può essere preciso più di tanto, come tutte le deleghe, o meglio, dovrebbe esserlo a termini di Costituzione, ma non è il contenuto esatto, perché i decreti verranno poi emanati successivamente dal governo e per capire esattamente i contenuti della riforma del lavoro bisognerà aspettare il lavoro del governo, che dovrà stendere nero su bianco il testo e così capiremo cosa c'è dentro nel Jobs Act. Oltretutto è stata tolta la parte sulla quale si sono appuntate le polemiche, quella sull'articolo 18 e i licenziamenti. Quindi stiamo parlando un po' del nulla, a dire il vero, per quanto riguarda il contenuto, ed è esattamente il contrario di ciò che è abituato a fare il professor Ricolfi, che invece è persona molto pratica, pragmatica, ed è uno degli studiosi senz'altro più interessanti che ci siano in Italia sotto il profilo dell'analisi dei dati, una disciplina poco praticata in Italia in generale e anche nel giornalismo italiano. Perciò daremo conto e ci leggeremo con molto interesse quello che propone il professor Ricolfi sulla Stampa di oggi in tema di lavoro per creare 300.000 posti di lavoro in più, titola la Stampa, insomma per dare una svolta vera al mercato del lavoro. La proposta di Maxi Job che aveva fatto il professor Ricolfi tempo fa, e ne avevamo con lui parlato proprio in questa trasmissione, non è stata considerata praticamente da nessuno. Vediamo cosa propone oggi Ricolfi in tema appunto di lavoro e creazione di lavoro. Prima però io vorrei proporvi invece su tutt'altra questione, anche questa di stretta attualità, sebbene non trovi alcun riscontro nella prima pagina dell'Ansa di stamani, vorrei proporvi l'intervista dell'inviato di Repubblica al confine fra Siria e Turchia, Pietro Del Re, che intervista una combattente curda, una donna militare curda. Noi donne Peshmerga, i Peshmerga sono i combattenti curdi, leggendari combattenti curdi, pronte a farci esplodere per fermare i barbari dello Stato islamico. La promessa di Diman, la donna che viene intervistata dall'inviato di Repubblica, si chiama Diman Rada ed è una comandante Peshmerga delle unità combattenti kurde, giusto appunto. Perché la chiamate kamikaze, dice Diman Rada a proposito di un'altra donna comandante Peshmerga, Arin Mirkan, la quale si è fatta esplodere in mezzo agli jihadisti dello Stato islamico. Il comandante Arin Mirkan, quest'altra donna combattente curda, ha soltanto cercato di sfuggire al martirio che le avrebbero inflitto gli islamisti stuprandola prima di ucciderla. Ha agito nel migliore dei modi, facendo saltare in aria il più gran numero possibile di jihadisti, dice Diman Rada, 22 anni, comandante Peshmerga, combatte in Iraq, a nord di Mosul, e non in Siria, come faceva Arin Mirkan, sia pur contro lo stesso nemico, le brigate nere dello Stato islamico. È diventata per noi tutti un'eroina, Arin Mirkan, dice Diman Rada, e il suo sacrificio ci spinge a lottare, se possibile, con più ardore di prima. Al che il giornalista di Repubblica chiede alla comandante 22enne dei Peshmerga curdi, Diman Rada, chiede se anche lei avrebbe fatto la stessa cosa, se si sarebbe fatta saltare in mezzo ai jihadisti. Credo di sì, dice la comandante Peshmerga che combatte sul fronte iracheno, a differenza di Arin Mirkan che si è fatta saltare in mezzo agli jihadisti sul fronte siriano. Credo di sì, mi sarei fatta saltare anch'io perché tutti sanno quello che ci fanno quando ci catturano. Prima ci violentano in gruppo, fino all'ultimo dei loro miliziani, e poi ci decapitano. Tuttavia, nonostante l'orrore di una tale eventualità, non so se riuscirei a trovare il coraggio di uccidermi. Bravissima è stata Arin Mirkan, che dopo aver terminato le munizioni ne ha spediti all'inferno decine di loro. Il suo gesto fa onore a tutto il popolo curdo e per averlo compiuto è già entrata nell'Olimpo dei nostri martiri più amati. Del suo coraggio, ne sono sicura, parleranno le generazioni future. Quanto a me, racconta ancora la 22enne comandante Peshmerga Diman Rada, insegnavo prima di combattere in una scuola di Sulaimania, nel nord del Kurdistan. Ho anch'io 2 bambini come Arin Mirkan.
ed è per loro che mi sono arruolata e che combatto, proprio come fece mio padre, che era anche lui insegnante e che durante la guerra contro Saddam Hussein imbracciò il fucile per difendere la sua famiglia. Gli islamisti del califfato certamente mi fanno paura, ma mi spaventa ancor di più l'idea che possano entrare in Kurdistan, conquistare altri nostri villaggi e sottomettere la nostra gente. Sono soldataglie assetate di sesso e di potere. Si dicono soldati fedeli di Maometto. Sono uomini senza religione e senza morale. Sono perciò terrorizzata da loro. Ma so anche che non posso esimermi dal mio dovere, che è quello di essere qui a difendere la mia patria. Da noi si dice che in ogni curdo si nasconde un peshmerga, un combattente. È vero solo a metà, perché lo stesso discorso vale per le donne kurde. Ma in Kurdistan non tutte le donne hanno la possibilità di battersi contro il nemico. Ho seguito un addestramento militare, ma è stato solo per la forma. A combattere e quindi a sparare mi ha insegnato mio padre nelle montagne di Sulaimania, il giorno del mio 18° compleanno. Lo stesso ha fatto con i miei fratelli. Ci sono soldati donne in molti paesi del mondo, dagli Stati Uniti a Israele, dalla Francia alla Germania, ma credo che solo da noi l'addestramento alle armi sia questione di famiglia. Tra i peshmerga si contano circa 16.000 donne, rappresentiamo con grande fierezza più del 30% degli effettivi. Vi sono arrivate le armi promesse nelle scorse settimane da diverse potenze occidentali? Chiede l'inviato di Repubblica. Doveva essere l'Italia in prima fila a fornire armi ai curdi, come ricorderete. No, risponde la militare curda, la comandante Diman Rada. Alla mia unità femminile non è arrivato nulla. Al fronte attacchiamo e ci difendiamo ancora con i soliti arrugginiti Kalashnikov e con i vecchi mortai di sempre. Ma le posso assicurare che a saperli adoperare possono fare molto male anche loro. Il problema è che gli islamisti dispongono di carri armati e di artiglieria pesante, moderna e sofisticata. Per questo, appena arrivate a Erbil, le armi americane sono state subito distribuite alle nostre unità d'assalto. La bandiera islamista è stata appena vista sventolare sulle alture nei sobborghi di Kobane, città simbolo in questi giorni della resistenza curda, dove si combatte strada per strada. Crede che ce la faranno i peshmerga a difendere la loro città, Kobane? Chiede Pietro del Re. Non dipende più da loro, risponde la 22enne Diman Rada, comandante peshmerga kurda. Loro ce la stanno mettendo tutta, con atti di straordinario eroismo come quello della comandante Mirkan. Adesso il futuro di Kobane dipende soltanto dalla coalizione anti-Stato islamico, perché gli islamisti hanno concentrato le molte delle loro forze attorno a quella città e dispongono di armi molto efficaci. In primo luogo dovrebbe intervenire la Turchia, ma non lo fa perché non vuole aiutare i suoi nemici storici del PKK, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan. Ma è suicida non farlo, perché la Turchia si ritroverà molto verosimilmente con una città ai suoi confini governata dagli sgherri del califfo. Ormai con la vostra controffensiva, chiede, è l'ultima domanda all'inviato di Repubblica, siete arrivati a pochi chilometri da Mosul, che era caduta nelle mani dei miliziani islamici lo scorso giugno. Quanto ci vorrà per riconquistarla? Credo che potremmo riconquistarla anche domani mattina, dice Diman Rada, 22enne, comandante peshmerga kurda. Ma a quale scopo? Che cosa faremmo di tutti i sunniti, e sono tanti, che in questo momento stanno collaborando con gli islamisti del califfato? Oggi la nostra strategia è un'altra, consiste nel respingere il nemico più in là possibile, per creare una sorta di zona cuscinetto che ci serve a proteggere il nostro territorio. Un domani, quando dal cielo i caccia della coalizione avranno sufficientemente sfiancato l'esercito del califfato, potremo forse pensare di prendere Mosul. Purtroppo però quel giorno è ancora lontano. Tra l'altro, su questa questione della guerra al califfato, questa è l'intervista di Repubblica a una delle donne combattenti kurde, una militare kurda 22enne di Manrada, comandante peshmerga che combatte in Iraq. E su questo tema però, sul sito del quotidiano formiche.net c'è un'intervista di Michele Pierri a Leon Panetta, storico capo della CIA, il quale fa una previsione che inquieta parecchio. La guerra contro lo Stato islamico potrebbe durare 30 anni, niente meno. Molti errori di politica estera sono stati compiuti durante l'amministrazione di Barack Obama e alcuni di questi hanno condotto al conflitto con lo Stato islamico e le sue ramificazioni. Un genere di guerra che potrebbe durare 30 anni. A parlare in questo caso
è l'ex direttore della CIA americana e poi numero 1 del Pentagono, Leon Panetta. Su USA Today, nella sua prima intervista sul suo nuovo libro, Panetta sostiene che le decisioni prese dal presidente Obama nel corso degli ultimi 3 anni hanno reso questa battaglia più difficile. Una valutazione che lo stesso USA Today definisce esplosiva, perché parlare da parte di un ex direttore della CIA e numero 1 del Pentagono di 30 anni di guerra contro lo Stato islamico fa impressione. Intanto, brevemente, a proposito di Jobs Act, ma ci serve anche per introdurci al prossimo argomento, ovvero la proposta del professor Luca Ricolfi. E vi segnalo anche, per chiudere invece ciò di cui abbiamo appena parlato, il commento dell'ex ambasciatore Gianni Castellaneta su Libero, sulla Turchia che è sempre più lontana dall'Occidente, nonostante appartenga all'Alleanza Atlantica, alla NATO, perché la posizione turca sul califfato, sullo Stato islamico, tradisce le ambizioni di Erdogan, che è tentato dal sogno ottomano, dalla ricostituzione di qualcosa di simile a quello che fu l'impero ottomano con base in Turchia. Per questo non interviene a favore dei curdi, che sono nemici per la Turchia. E come si fa a ipotizzare un'azione comune in questo senso diventa piuttosto difficile per le cosiddette potenze occidentali. Intanto mi segnalano che dal Senato sulla questione del Jobs Act è in corso l'intervento del senatore leghista Paolo Arrigoni, che ci serve per introdurci anche poi all'altro argomento del giorno, appunto il Job Italia, la proposta di Luca Ricolfi sulla Stampa di oggi. Integralmente a Parlamento e di fatto legiferare senza controllo sostanziale. Un grave conflitto di interessi sul quale fa scalpore il silenzio assordante del presidente Napolitano. Una volta ancora lei, Renzi, dimostra il suo narcisismo perverso, il cui sintomo principale è un deficit nella capacità di provare empatia verso altri, cioè in questo caso il Parlamento, che rappresenta un fastidio, una zavorra. Per lei ogni mezzo va bene pur di sovrastare le sacche di resistenza che ci sono nel Paese, ma anche per tagliare le teste agli oppositori interni in casa del PD. È vergognoso come stia facendo pagare ai cittadini le lotte di potere interno al partito. Lei, Premier Renzi, se ne sta fregando del bene del Paese. Anche per questo stiamo facendo una discussione generale svilita, fatta a sbalzo, perché non conosciamo i contenuti del maxi emendamento. Oltre alle indicazioni sugli ammortizzatori, sui servizi per il lavoro e le politiche attive, sul riordino delle forme contrattuali, sull'articolo 18, sul sostegno alla maternità, ci saranno anche le indicazioni per la modifica della legge della rappresentanza sindacale, di cui pare abbia fatto cenno ieri alle associazioni datoriali? Non è una questione secondaria. Ci saranno anche quelle per il TFR in busta paga dei lavoratori, argomento su cui lei, Renzi, sta molto insistendo da diversi giorni. Guardi, l'anticipazione del TFR ai dipendenti rappresenterebbe per le piccole e medie imprese un salasso di 10, forse 12 miliardi di euro. A ciascuna di queste la disposizione costerebbe un importo di diverse migliaia di euro. Sarebbero pochi gli imprenditori in grado di farsi carico di questo costo aggiuntivo. Certo, il TFR è una forma di salario differito, vale a dire sono i soldi dei lavoratori. Tuttavia, considerata la carenza di liquidità che caratterizza attualmente le piccole imprese, accompagnata dal credit crunch, l'assurda stretta dal credito delle banche, sarebbero pochi gli imprenditori in grado di disporre delle risorse necessarie per anticipare metà del TFR ai propri dipendenti. Non solo, vista la scarsa solvibilità in cui versano, difficilmente le banche sarebbero disponibili a elargire prestiti a soggetti estremamente a rischio di insolvenza. Le banche, lo sappiamo bene, in questo momento prestano il denaro solo a chi ha una certa solidità finanziaria. Agli altri, purtroppo, l'accesso al credito bancario è praticamente precluso. Proprio sul mondo bancario
Perché non fa nulla Premier Renzi? Perché non fa una Glass-Steagall Act, una riforma del sistema per arrivare ad una necessaria separazione tra le banche di investimento e le banche commerciali tradizionali, per impedire che l'economia reale, imprenditori in primis, che hanno bisogno del credito, venga continuamente esposta da eventi finanziari negativi? Per tornare alla questione del TFR, se dovessero essere 80 o 100 euro gli euro in più al mese in busta paga, come prospettati da lei Renzi, ciò rappresenterebbe per le piccole e medie imprese l'erogazione ai loro dipendenti del 100% del TFR, dal momento che nel 2013 lo stipendio mensile percepito nelle piccole e medie imprese è stato di 1.327 euro. Se portata avanti, questa disposizione colpirebbe oltre 4 milioni di imprese italiane, quelle con meno di 50 dipendenti, costando loro, in assenza di un eventuale accordo con l'ABI, che certamente non ci sarà, la cifra di quasi 1 miliardo, perché tanto ammonterebbe il costo degli interessi passivi per l'anticipazione in banca delle risorse necessarie. Ci domandiamo, e domando a lei Premier Renzi, se il sistema delle nostre piccole e medie imprese, già stremato dall'alta tassazione e che ha visto il fallimento di molte imprese per eccesso di credito causa il ritardo dei pagamenti della pubblica amministrazione, che stanno aspettando ancora nonostante il 21 settembre sia già passato, è opportuno che si trovi a dover finanziare con proprie risorse la ridistribuzione fiscale immaginata dal governo. Premier Renzi, capiamo la ratio della proposta del TFR in busta paga, ma non è da statista e non è lungimirante. Primo, aumentare il gettito fiscale e dunque soccorrere il bilancio dello Stato, che fa acqua da tutte le parti, ma che vede in lei uno che le falle le amplia anziché chiuderle, visto che mi pare abbia in mente di fare la prossima legge di stabilità in deficit di oltre 12 miliardi di euro. Secondo, ingolosire i lavoratori con una busta paga più pesante da febbraio 2015, il che potrebbe far malignamente pensare che lei sta puntando ad elezioni anticipate in primavera. Ma molti lavoratori non stanno abboccando perché sono convinti sia più utile mantenere la liquidazione per quando andranno in pensione oppure in caso di sopraggiunto fallimento dell'impresa in cui lavorano. Premier Renzi, lasci perdere l'operazione TFR, che non potrà mai essere ad invarianza di costo. Per mettere più soldi nelle buste paga dei lavoratori c'è una sola soluzione: quella di ridurre sensibilmente il cuneo fiscale e contributivo, evitando di utilizzare le nostre piccole imprese come un bancomat. La vexata questio, il polverone sull'articolo 18, in molti hanno capito che è un totem. Ci si dimentica infatti che il 90% delle aziende in Italia è di piccole dimensioni, dove l'articolo 18 non trova applicazione, a meno che il lavoratore non sia licenziato per discriminazione. In realtà sin d'ora pochissimi casi accaduti. Ci si dimentica inoltre che sono ben poche le cause di lavoro che vanno a sentenza. Le esperienze infatti dicono che i 3/4 delle cause di lavoro si concilia ancora prima di andare in causa, oppure alla prima udienza in occasione della proposta conciliativa formulata dal giudice. Normalmente la gente licenziata vuole i soldi, non vuole la reintegrazione, o meglio, vuole la reintegrazione trasformandola nelle 15 mensilità dell'indennità sostitutiva. Quindi intorno all'articolo 18 c'è tanta ipocrisia. Premier Renzi, la Lega Nord considera questa delega sul lavoro un'opportunità da lei voluta e pilotata per alzare l'ennesimo polverone e distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica dai pessimi risultati macroeconomici conseguiti dall'azione del suo governo. È cresciuto il debito pubblico, è notizia di ieri dal Fondo Monetario Internazionale che è arrivato al 136,7%. Sono cresciuti il deficit, la disoccupazione, in particolare quelle giovanile. Senza dimenticare i clandestini o sedicenti profughi che ci costano miliardi di euro. Calano il PIL, l'inflazione, cioè siamo in deflazione, e calano anche i consumi, a dimostrare il totale fallimento del bonus 80 euro.
che lei è costretto a confermare nel 2015 senza riuscire però ad estenderlo come aveva promesso alle varie fasce deboli, i pensionati con la minima, i disoccupati, gli incapienti, i lavoratori autonomi a basso reddito. Lo ripetiamo con franchezza. L'articolo 18 è un totem funzionale al suo protagonismo, Premier Renzi, e in questa battaglia, alla visibilità degli avversari come i sindacati, talune forze politiche e anche avversari interni al suo partito. Premier Renzi, la crisi del lavoro in Italia non ha tra i principali responsabili l'articolo 18, come ha detto l'amministratore delegato della General Electric, già citato ieri dalla collega Ricchiuti. Le tutele dei lavoratori non rappresentano il principale impedimento agli investimenti in Italia. Guardi, Premier Renzi, da una parte sbaglia chi pensa che difendere l'articolo 18 ad oltranza si difendono i posti di lavoro, perché se un'azienda va male, il posto di lavoro lo si perde lo stesso. Così come sta purtroppo accadendo ai 73 lavoratori della storica impresa Trafileria e Brambilla di Calolzio Corte, città in cui vivo, che il 1° di ottobre è stata dichiarata fallita, nonostante 2 interrogazioni presentate a lei, Ministro Poletti, mesi fa, sulla quale chiedevo di intervenire. Come purtroppo accadrà ai 156 dipendenti, la gran parte donne della RC sempre di Calolzio Corte, impresa operante nel settore dell'illuminazione, che proprio l'altro ieri ha presentato i libri in tribunale per la decretazione a giorni del fallimento, e anche per la RC il credit crunch è stato fatale, come sta accadendo ai dipendenti della Jabil, la multinazionale con sede a Marcianise, che ha annunciato la mobilità per 380 dipendenti. Per questi lavoratori presto a casa non ci sarà il suo bonus degli 80 euro, Premier Renzi. Ma principalmente sbaglia lei a non incidere, a rimuovere i freni che vengono imposti alla libera attività delle imprese in Italia, vere criticità del mercato del lavoro italiano che schiacciano la ben nota e riconosciuta qualità della forza lavoro italiana. Questi macigni sono la giustizia civile, l'abnorme macchina burocratica, così opprimente da creare essa stessa terreno fertile per lo sviluppo di pratiche illecite. Sono la variabilità delle norme, gli elevati costi dell'energia e soprattutto il fisco sempre più oseroso e opprimente. Tutti i fattori che comprimono la capacità di azione di un imprenditore e incidono negativamente sull'eventuale decisione di un imprenditore di investire in Italia. Come si fa a fare imprese in Italia quando l'impatto del carico fiscale è arrivato a livelli scandalosi? La pressione fiscale per le nostre imprese è al 65,8%, con un primato negativo in Europa e la 138esima posizione a livello mondiale. Eppure la media UE si attesta al 41,1%, mentre il dato mondiale è al 43,1%. La prima cosa da fare con questo livello di carica fiscale è la palissiana, è dovere ridurlo. Invece lei, Premier Renzi, al posto di attenuare queste criticità, ha contribuito a peggiorarle con la Tasi, un'imposta locale alla quale hanno dovuto fare ricorso i bistrattati sindaci, a forza di subire pesanti tagli, ivi compreso quello che le è servito a finanziare il bonus 80 euro. Il micidiale mix di IMU e Tasi sui capannoli ha prodotto un ulteriore aggravio fiscale alle imprese. Rispetto allo scorso anno, lo fa sapere la CGIA di Mestre, in 3 su 4 comuni capoluoghi di provincia la tassazione sui capannoni è aumentata. Premier, anche la riforma della Camera del Commercio, contenuto nel decreto sulla pubblica amministrazione, è un'altra delle sue misure discutibili, un'altra stupidata. Premier Renzi, lei ha partito il lancia e resta verso l'Europa per dire basta alla strada suicida dell'austerità, come l'ha definita l'altro giorno Stiglitz, premio Nobel per l'economia. Il tutto per scegliere attraverso la flessibilità il percorso delle politiche della crescita, ma è tornato con le pive nel sacco. Anche il testo su cui chiederà la fiducia sembrerebbe un ennesimo compromesso al ribasso tra le componenti del PD. Sull'articolo 18, oltre al reintegro per licenziamento discriminatorio,
pare rispunti quello disciplinare, seppur per talune fattispecie che dovranno essere indicate. La riforma poi è inoltre a costo zero. Ciò significa, per parlare chiaro ai cittadini, che non è previsto un euro per rilanciare la produzione e l'occupazione, ma ci sono solo chiacchiere. Premier Renzi, se non vuol fallire, abbia il coraggio di accogliere e fare proprie le proposte della Lega. Sono ragionevoli, efficaci, come quella delle ferie solidali. Cominci subito da queste prime tre, attuabili in pochi giorni. Primo, abbassi drasticamente le tasse, applicando la flat tax, un'aliquota unica di tassazione. È una misura applicata in oltre 40 paesi al mondo che consente anche di contrastare e far emergere l'evasione fiscale. 2. Tolga o al limite sospenda gli studi di settore, un istituto che è folle mantenere in un periodo di stagnazione e crisi economica come questa. Infine, terzo, tolga di mezzo la legge Fornero, che oltre a creare quel mare di esodati di cui gran parte aspetta ancora protezione, ha reso per i giovani un miraggio l'entrata nel mondo del lavoro. Recessione e riforma delle pensioni targata Fornero rappresentano una miscela esplosiva per i giovani, un mix eccezionalmente sfavorevole che deve essere smantellato. Lo faccia subito, Premier Renzi, altrimenti ci penseranno il prossimo anno milioni di italiani che verranno a votare al referendum abrogativo per il quale 600.000 cittadini hanno sottoscritto la proposta della Lega Nord di indizione del referendum. Premier Renzi, un'ultima cosa. Da un po' di tempo a questa parte lei ha sposato il modello Marchionne e lo propone ovunque, ma non poteva scegliere altro? Marchionne ha la residenza in Svizzera e là paga le tasse. La nuova Fiat Chrysler ha sede legale in Olanda e quella fiscale nel Regno Unito. Direi che come esempio di imprenditoria italiana è proprio vergognosa e lei, Premier Renzi, dovrebbe vergognarsi. Noi della Lega Nord preferiamo a Marchionne l'artigiano, il signor Brambilla lombardo o il signor Furlan veneto, che si alzano all'alba e lavorano sino a sera tardi, spaccandosi la schiena e magari si tolgono il pane di bocca o ipotecano la propria casa piuttosto che lasciare a casa il proprio dipendente che rappresenta per loro una risorsa, e talvolta purtroppo si suicidano per eccesso di credito e perché hanno a che fare con uno Stato ottuso di cui lei, Presidente Renzi, ancora una volta è la massima espressione. Grazie Presidente. L'intervento del senatore Paolo Arrigoni dall'Aula del Senato, dove si discute sotto fiducia del governo, richiesta di fiducia, il cosiddetto Jobs Act, la riforma del lavoro. Il senatore Arrigoni della Lega Nord, ovviamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Torniamo allora, sempre in tema di questioni relative al lavoro e all'occupazione, alla proposta che oggi viene ampiamente illustrata da Luca Ricolfi sulla Stampa di Torino e che riprende quanto Ricolfi aveva già proposto nel marzo scorso sotto il nome di Maxi Job, la prima versione della proposta del professor Ricolfi, il Maxi Job che è diventato poi il Job Italia, che è l'idea oggi ampiamente illustrata, un'idea che è stata migliorata e arricchita nel frattempo con le domande fatte e le risposte ricevute dalle imprese, che sono sicure che il taglio del cosiddetto cuneo fiscale, cioè del peso del fisco sul costo del lavoro, farebbe crescere l'offerta di lavoro di quasi 3 volte.
Il moltiplicatore sintetico, diciamo così, sarebbe di 2,64, secondo quelle che sono state le risposte delle aziende interpellate su questa proposta del professor Ricolfi, vale a dire che con questo regime, che adesso illustriamo e cerchiamo di capire, le aziende interpellate farebbero diventare 264 le 100 assunzioni che farebbero comunque. In ogni caso 2,64 è il moltiplicatore, vuol dire appunto che 100 assunzioni diventerebbero 264 e nella proposta di Ricolfi il cuneo fiscale, il peso del costo del lavoro il peso fiscale sul costo del lavoro scenderebbe dal 50 al 20%. La Stampa oggi a pagina 2 dà conto settore per settore, provincia per provincia, con riferimento al Piemonte, per classe di fatturato delle imprese, per classe dimensionale, cioè numero di occupati delle imprese, di quanto si accrescerebbero i posti di lavoro. Il moltiplicatore vuol dire proprio questo, il moltiplicatore della proposta di Ricolfi, del Job Italia, è una misura della capacità di questo nuovo contratto, di questa nuova proposta, di moltiplicare i posti di lavoro creati dalle imprese che comunque aumentano l'occupazione. Per esempio, un moltiplicatore di 2 indica che con questa proposta, col Job Italia, i nuovi posti di lavoro raddoppiano. Tanto per fare qualche esempio, per settore, cioè per imprese manifatturiere piemontesi suddivise per settore d'attività. Nelle industrie alimentari la proposta del Job Italia, la proposta Ricolfi, chiamiamola così, induce le imprese del settore delle industrie alimentari in Piemonte a dichiarare che se ci fosse una proposta del genere, se fosse legge il Job Italia, invece di assumere 100 persone ne assumerebbero 430, il moltiplicatore è 4,3 e così via per i vari settori di attività, tessile, abbigliamento e calzature, chimico, petrolifero, industrie meccaniche e via dicendo. Per provincia, la provincia più dinamica, sembrerebbe più disposta a cogliere i benefici di questa proposta di Ricolfi, è quella di Biella, l'ultima Torino, però in ogni caso il moltiplicatore è vicino a 2, cioè invece di assumere 100 persone le imprese ne assumerebbero il doppio e così via per classi di fatturato. Rilevante anche il confronto rispetto allo stipendio netto annuale. Se un lavoratore costa a un'azienda 12.500 euro, quanto arriva in busta paga al lavoratore? Fatto 100 il costo aziendale. Il 60,9% per un operaio a tempo determinato nell'industria, ovvero il 60% di quello che è il costo aziendale arriva nelle tasche del lavoratore. Con la proposta di Ricolfi Job Italia avremmo l'80%. Questo in sintesi, mentre la Stampa completa il quadro delle tabelle con lo stipendio netto in busta paga fatto 100 il costo del lavoro. Cioè se 100 è il costo del lavoro, quanto arriva netto in busta paga al lavoratore? Arriva 78 in Svizzera, 73,4 in Irlanda, 68,7 negli Stati Uniti, 52,2 in Italia, cioè la metà del costo del lavoro. Peggio di noi, tra virgolette, solo Francia, Ungheria, Austria, ma anche Germania e Belgio. In ogni caso, vediamo adesso di capire qual è la proposta del professor Ricolfi, che spiega ampiamente il suo progetto. Partendo da una premessa, da una domanda, anzi da una serie di domande. Ma Renzi li legge i documenti ufficiali del suo stesso governo? Scrive oggi il professor Luca Ricolfi sulla Stampa. A me pare che non li legga, neanche il Premier legge i documenti del suo governo o che li consideri soltanto delle noiose scartoffie buone per tranquillizzare i burocrati europei, altrimenti non farebbe le dichiarazioni che continua a fare da mesi, dichiarazioni, quelle di Renzi, che sono in totale contrasto con quello che il suo ministro dell'economia scrive nella nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, il DEF 2014. Renzi dichiara che nel 2015 i tagli alla spesa pubblica non saranno solo di 17 miliardi, bensì di 20 miliardi. E tuttavia nelle scartoffie, cioè nei documenti ufficiali del governo, in questo caso la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, nelle scartoffie, perché evidentemente, dice Ricolfi, per Renzi sono soltanto scartoffie, ma sono i documenti ufficiali del governo, Renzi dice che l'anno prossimo si taglia la spesa pubblica di 20 miliardi. Nelle scartoffie invece la spesa pubblica diminuisce di appena 4 miliardi.
Renzi annuncia una rivoluzione nel mercato del lavoro per dare una speranza, dice, ai disoccupati e agli esclusi, ma nella nota di aggiornamento del documento di economia e finanza si prevede che l'anno prossimo, nel 2015, l'occupazione aumenterà di appena 20.000 unità, a fronte di più di 3 milioni di disoccupati. Renzi ci promette che fra 1000 giorni l'Italia sarà completamente cambiata grazie all'impatto delle sue riforme, ma nella nota di aggiornamento al documento di economia e finanza del suo congiuntura internazionale vada bene e che le famigerate riforme vengano fatte, il tasso di disoccupazione sarà dell'11,2% anziché del 12,6% come oggi. In parole povere, 2 o 300 mila disoccupati in meno su 3 milioni e passa di disoccupati, a fronte di 1,5 milioni di posti di lavoro persi durante la crisi. Cioè, se si guardano quelle che secondo Renzi evidentemente sono scartoffie, cioè le previsioni ufficiali, i documenti ufficiali del governo, si scopre che si prevede che nel 2018, cioè se il governo sta in piedi a fine legislatura, il tasso di disoccupazione sarà dell'11,2%, oggi è al 12,6%. Cosa vuol dire? Che 2 o 300 mila disoccupati in meno ci saranno nel 2018, a fronte però di 1,5 milioni di posti di lavoro persi durante la crisi. Se fossi un imprenditore, scrive Luca Ricolfi, sarei preoccupato, ma se fossi un sindacalista sarei imbufalito. Come si fa ad accettare che in un'intera legislatura il numero di disoccupati resti sostanzialmente uguale, invariato? È per questo, perché sa di non essere in grado di creare nuovi posti di lavoro, che il governo pone tanta enfasi sugli ammortizzatori sociali, cassa integrazione, eccetera. Ed eccoci al dunque, scrive Ricolfi. Se la politica deve ammettere mestamente che non ci sono le risorse e quindi l'azione di governo di posti di lavoro aggiuntivi ne potrà creare pochissimi, forse è giunto il momento di cambiare la domanda. Anziché chiederci come trovare le risorse per creare nuovi posti di lavoro, dovremmo forse porci un interrogativo, una domanda più radicale. La domanda è: si possono creare nuovi posti di lavoro? Tanti nuovi posti di lavoro a costo zero per le casse dello Stato? Ai primi di marzo, quando come quotidiano La Stampa e come Fondazione David Hume lanciammo l'idea del maxi job, la risposta era forse. Oggi la risposta è diventata quasi certamente sì, cioè si possono creare tanti nuovi posti di lavoro a costo zero per le casse dello Stato. L'idea del maxi job in sostanza era questa, riepiloga Ricolfi. Anziché distribuire a pioggia un'elemosina di cui nessuna impresa si accorgerebbe, perché non permettere alle imprese che già intendono creare nuova occupazione di crearne ancora di più? Più precisamente, permettere alle imprese che aumentano l'occupazione e magari anche alle nuove imprese, quelle che nascono, di usare limitatamente ai posti di lavoro aggiuntivi creati in più e per un massimo di 4 anni, uno speciale contratto full time di lavoro nel quale il lavoratore riceve in busta paga l'80% del costo aziendale, a livelli svizzeri, diciamo così. In Svizzera già oggi, secondo quel che riporta anche la tabella della Stampa, si prende il 78% del costo aziendale, in Italia il 52%. La proposta dunque è questa, dice Ricolfi: permettere alle aziende, alle imprese che aumentano l'occupazione di usare per tutti i posti in più che creano e per un periodo di 4 anni, di usare un contratto a tempo pieno speciale nel quale il lavoratore riceve in busta paga l'80% del costo aziendale anziché il 50% come oggi. Il restante 20% va allo Stato sotto forma di IRPEF e di contributi sociali. Si potrebbe pensare che un contratto del genere faccia diminuire il gettito della pubblica amministrazione, cioè gli incassi dello Stato, a causa dei contributi sociali che diventano più bassi. E in effetti sarebbe così se, anche in presenza del nuovo contratto, le imprese non creassero alcun posto di lavoro in più. Se, in altre parole, lo sgravio contributivo si limitasse a rendere più economici i posti di lavoro che sarebbero stati creati comunque.
in ogni caso se non si aumenta il numero dei posti di lavoro è chiaro che lo Stato ci perde. Se però invece si ipotizza, si ammette che con un costo del lavoro quasi dimezzato alcune imprese possano creare più posti di lavoro di quelli che avevano già in programma di creare, la questione degli effetti sul gettito diventa tutta un'altra cosa, perché giustamente argomenta Ricolfi, se io immagino che faccio venire meno i contributi, cioè faccio costare meno il lavoro alle imprese, ma il numero totale di posti di lavoro che le imprese creano è quello che avrebbero creato comunque, è chiaro che il gettito diminuisce, perché se le imprese avevano in animo di creare, mettiamo un numero a caso, 100 posti di lavoro in più, e io dico che per i nuovi posti di lavoro faccio valere questo nuovo regime che costa meno alle imprese, per cui lo Stato incassa meno, è ovvio che se 100 è sempre il totale dei posti di lavoro nuovi creati, lo Stato incassa di meno. Se invece però, facendo un'operazione di taglio del costo del lavoro così massiccio, le imprese investono e assumono di più di 100, è chiaro che a quel punto il contributo che viene pagato aumenta in termini di il numero, diciamo, di lavoratori che pagano i contributi aumenta, e quindi anche la questione degli incassi da parte dello Stato è tutta aperta, perché è vero che io do un'agevolazione che in teoria fa incassare di meno lo Stato, però se il numero dei posti di lavoro aumenta rispetto a quelli che le imprese prevedevano di assumere, se il numero dei lavoratori diventa superiore rispetto a quello che le imprese prevedevano, è chiaro che ci sono più contribuenti, diciamo, no? È evidente il ragionamento. Se il numero totale dei nuovi assunti rimane lo stesso, faccio solo un favore alle imprese e ai nuovi assunti, ma faccio venire meno gli incassi. Ma se con questa misura io stimolo l'occupazione, cioè faccio in modo che le imprese assumano più di quello che prevedevano, ci sono nuovi contributi in più. Bisogna considerare, infatti, scrive Ricolfi, che un posto di lavoro in più genera nuovo valore aggiunto, e una parte di questo valore aggiunto genera a sua volta gettito non soltanto sotto forma di contributi INPS e INAIL, ma anche sotto forma delle altre tasse come l'IVA, l'IRPEF, l'IRAP, l'IRES, eccetera. E si noti che il gettito complessivo delle altre tasse è quasi il triplo di quello dei contributi sociali, cioè se io genero posti di lavoro in più, non solo genero contributi sociali in più che lo Stato incassa, ma genero anche consumo, IVA, IRPEF, IRAP, IRES e le altre tasse. E anzi, osserva Ricolfi, il gettito delle altre tasse è quasi il triplo di quello dei contributi sociali. In breve, quel che la pubblica amministrazione deve chiedersi non è quanto gettito perdo se i nuovi contratti di lavoro pagano meno contributi sociali, ma casomai la domanda è: le nuove tasse che riscuoto, grazie a posti di lavoro che altrimenti non sarebbero mai nati, bastano a compensare il gettito che perdo per i minori contributi sociali su questi nuovi posti di lavoro? Ebbene, quando un anno fa formulammo la proposta del Maxi Job, non eravamo in grado di rispondere a questa domanda. Perché? Perché non avevamo la minima idea di quanti posti di lavoro in più si sarebbero potuti creare col nuovo tipo di contratto. Non sapevamo, insomma, qual era la reattività delle imprese, o se si preferisce, qual era il moltiplicatore occupazionale di questa nuova forma di contratto. Però una cosa eravamo in grado di dirla: c'è una soglia, un limite, un livello, diciamo così, una soglia di reattività delle imprese sotto la quale il gettito diminuisce, sopra la quale il gettito aumenta. Questa soglia è di circa 1,4 e questo significa: se i nuovi posti di lavoro passano da 100 a 140, il nuovo contratto non costa nulla, cioè non fa perdere gettito alla pubblica amministrazione. Il gettito rimane uguale per lo Stato, quello che incassa lo Stato. Se i nuovi posti di lavoro invece passano da 100 a meno di 140, il nuovo contratto costa perché fa diminuire il gettito. Se invece i nuovi posti di lavoro passano da 100 a più di 140, il nuovo contratto non solo non costa, ma fa aumentare il gettito. Il concetto base è: se con questa proposta di nuovo contratto, in base al quale il costo del lavoro scende dal 50 al 20%, la tassazione, il cuneo fiscale, e il lavoratore si mette in tasca l'80% rispetto al 50% che si mette in tasca adesso, se con questa nuova proposta di contratti speciali per 4 anni per le imprese che creano posti di lavoro in più rispetto a quelli esistenti,
Se questa proposta fosse in vigore e se questa proposta generasse un aumento del numero di occupati rispetto a quelli che comunque le imprese che assumono avrebbero assunto, superiore nel rapporto a 1,4, a questo punto diventa conveniente. Cosa vuol dire? Che se le imprese che già dovevano assumere 100 lavoratori ne assumono con questo nuovo contratto 140 o più, a quel punto diventa conveniente anche per la pubblica amministrazione, per il gettito, per l'erario, per i contributi che lo Stato incassa e per le tasse. Ecco perché gli ultimi 6 mesi li abbiamo passati a cercare di scoprire quale potrebbe essere la reattività delle imprese, cioè come si comporterebbero le imprese se io presento loro un contratto di questo tipo, come quello elaborato da Ricolfi, il maxi job all'inizio che è diventato adesso Job Italia, perché nel frattempo sono state coinvolte le imprese, è stato chiesto loro: se io ti do un contratto così, quanta gente in più tu mi assumi rispetto a quella che hai già comunque intenzione di assumere? Gli ultimi 6 mesi, dunque, spiega Ricolfi, li abbiamo passati a cercare di scoprire quale potrebbe essere la reattività delle imprese, cioè come reagirebbero le imprese di fronte a un contratto del genere, una proposta di contratto tipo quella di Ricolfi, il Job Italia, ex Maxi Job. In primavera, con l'aiuto della società Kien e dell'Unione Industriale, abbiamo condotto un'inchiesta su 50 imprese, chiedendo direttamente quanti posti di lavoro in più avrebbero creato con questo nuovo contratto. Il risultato è stato sorprendente, scrive Luca Ricolfi oggi sulla Stampa di Torino. Nelle imprese che pianificano di aumentare l'occupazione, i nuovi posti di lavoro sarebbero balzati in media da 100 a 251, cioè in questo caso il moltiplicatore diventa 2,51. Abbiamo detto prima che se il moltiplicatore è 1,4, secondo i calcoli del professor Ricolfi, questo vuol dire che lo Stato non solo non ci perde in termini di gettito, ma aumenta il suo gettito. Qui siamo ben oltre l'1,4. Cosa vuol dire 1,4 il moltiplicatore? Lo ripeto brevemente, cioè se determinate imprese avevano già in animo di assumere, mettiamo 100 persone, e se invece con un contratto tipo quello elaborato da Ricolfi tu gli domandi quante ne assumeresti e ti rispondono 250, vuol dire che rispetto alle 100 che avevano già intenzione di assumere, con questo nuovo contratto diventano 251, il moltiplicatore è 251 diviso 100, cioè 2,5. Vuol dire che la loro propensione a assumere aumenta di 2,5 volte. Per fare in modo che lo Stato incassi di più, basterebbe che aumentasse di 1,4 volte, cioè che invece di assumere 100, questi assumessero 140. Ma se io gli presento una proposta di questo genere, assumerebbero 2,50 invece di 100. Vuol dire che a quel punto lo Stato non solo non ci perde, ma ci straguadagna in termini di incassi, e naturalmente ci guadagna il mercato del lavoro e ci guadagna chi il lavoro lo sta cercando, perché invece di assumere 100, queste imprese assumeranno 251. E questo è il dato eclatante che sottolinea Ricolfi e che dice ci ha stupito, il risultato è stato sorprendente. Pubblicità, poi proseguiamo. Missione possibile.
Torniamo allora alla proposta di Luca Ricolfi e questa idea di Job Italia e del moltiplicatore, concetti semplici, parole magari così all'inglese, diciamo, però il moltiplicatore è un concetto molto semplice, vale a dire, se le imprese che assumono, che hanno intenzione di assumere, si vedessero offrire un tipo di contratto come il Job Italia, quanta gente assumerebbero in più? Per fare in modo che lo Stato non ci perda, mettiamola grossolanamente, che l'erario non ci perda fra contributi e altre tasse, basterebbe che invece di 100 le imprese assumessero 140. Il risultato, dice Ricolfi nel suo articolo di oggi sulla Stampa, che noi abbiamo tratto chiedendo direttamente alle imprese, in questo caso torinesi, piemontesi in generale, quanta gente avrebbero assunto in più rispetto a quello che già avevano intenzione di assumere, quindi stiamo parlando di imprese che già avrebbero assunto, imprese dinamiche, diciamo, imprese comunque in fase di espansione più o meno forte, più o meno moderata, più o meno intensa, ma comunque imprese che già avevano in programma di assumere. Con un contratto di questo tipo, Job Italia, quanto assumerebbero in più? Il risultato è stato sorprendente, dice Ricolfi. Coloro che avevano intenzione di assumere 100 ci hanno risposto che avrebbero assunto 251, cioè il moltiplicatore era di 2,51. Avremmo voluto rendere pubblico questo risultato, ma ci sembrava troppo ottimistico e basato su troppo pochi casi. Si è quindi deciso di aspettare. A giugno è intervenuto un elemento nuovo. L'Unione delle Camere di Commercio del Piemonte ci ha offerto di inserire il questionario sul Maxi Job nella loro indagine di metà anno sulle imprese manifatturiere piemontesi, in modo da disporre di un numero molto maggiore di risposte, oltre 1000. Con nostra grande sorpresa, il moltiplicatore è ancora salito un po', portandosi a 2,64. Questo vuol dire che imprese che avrebbero assunto 100 comunque, con una proposta del genere, Maxi Job diventato Job Italia, con un contratto particolare di questo tipo, avrebbero assunto non più 100, ma 264 persone. È a questo punto, scrive Ricolfi, che è nata l'idea di un nuovo contratto di lavoro, il Job Italia, che va molto oltre l'impianto del Maxi Job. Altrettanto conveniente per le imprese, il Job Italia è molto più generoso con i lavoratori. E in estrema sintesi, come funziona questa proposta di Job Italia? Funziona così. Primo, la busta paga è compresa fra 10 e 20 mila euro all'anno. Secondo, il costo aziendale aggiuntivo rispetto alla busta paga è del 25% anziché del 100% come oggi. Terzo, il Job Italia è riservato soltanto alle imprese che aumentano l'occupazione e dura da 1 a 4 anni. Quarto punto, la differenza fra costo aziendale e busta paga viene usata per pagare l'IRPEF dovuta dal lavoratore. Quello che avanza, dopo il pagamento dell'IRPEF, viene dato interamente agli enti di previdenza, INPS e INAIL. Infine, lo Stato aggiunge l'intera contribuzione mancante e assicura in questo modo al lavoratore una piena tutela sotto il profilo della malattia, dell'infortunio, della pensione, della disoccupazione e della liquidazione. Tutto questo è un sogno, scrive Ricolfi? In termini statistici direi proprio di no. Se anche il moltiplicatore fosse solo 2 anziché 2,64, se anche il nuovo valore aggiunto per addetto, cioè quello dei posti in più, fosse un po' minore di quello medio, il Job Italia farebbe comunque incassare allo Stato molti più soldi di prima. Una stima prudente suggerisce che senza Job Italia le imprese che intendono aumentare l'occupazione creerebbero 300.000 nuovi posti di lavoro tradizionali, mentre se potessero usufruire del Job Italia creerebbero da 600 a 800.000 Job Italia, appunto, soprattutto nelle piccole imprese. Risultato, il gettito contributivo si riduce di 3 miliardi, ma quello delle altre imposte aumenta di almeno 6, il che basta a pagare i contributi di tutti i maxi job che si sono attivati e verosimilmente lascia ancora qualcosa nelle tasche dello Stato. Ma allora, perché non si fa una proposta del genere che sarà discutibile e anzi sarebbe bello che fosse discussa, però è stata completamente ignorata invece e tantomeno è entrata nell'agenda di governo effettivo del Paese?
Perché allora non si fa una proposta, non si compie un passo del genere? Una possibile risposta, scrive Ricolfi, è che ci sia qualche errore nel mio ragionamento, o nelle stime della reattività delle imprese, o nella valutazione della lungimiranza della ragioneria dello Stato, ancora molto legata a una visione statica dei conti pubblici. Non escludo queste eventualità. La mia è solo una modesta proposta, per dirla con Jonathan Swift. L'altra risposta possibile è che la politica ha le sue regole e che per gli equilibri del palazzo o per quelli dell'Europa sia più sicuro battere strade più convenzionali. Il problema però è che sulla via dei piccoli aggiustamenti ci siamo da anni e i risultati sono terrificanti, conclude Luca Ricolfi, che poi si dedica all'illustrazione precisa di questa idea di Job Italia. Cerchiamo di capirla anche noi, perché in fondo è una delle pochissime proposte concrete, formulate in maniera molto concreta, per cercare di far crescere l'occupazione, accanto naturalmente alle proposte più generali, tipo quella che abbiamo ascoltato prima, anche rilanciata dal senatore leghista Arrigoni e propria della Lega, che è un abbattimento drastico della tassazione tout court con la famosa flat tax, cioè un'aliquota unica per tutti. Intanto però le cose buone si possono anche combinare. E in ogni caso questa proposta qui incide direttamente sul tipo di contratto, di contratti nuovi di lavoro da stipulare fra lavoratore e impresa. L'idea del Job Italia, ex Maxi Job, qual è? Quella di consentire alle aziende di creare nuovi posti di lavoro, in più rispetto alle loro stesse previsioni, ma è anche quella di consentire ai lavoratori di percepire un salario netto, una retribuzione netta, alla Svizzera, diciamo così, perché la Svizzera è il paese nel quale il lavoratore percepisce di più rispetto al costo del lavoro. Fatto 100 il costo del lavoro in Svizzera, il lavoratore netto in busta paga percepisce 78 contro il 52,2 in Italia. L'idea dunque è quella, da una parte, del Job Italia, formulato dal professor Ricolfi, l'idea è questa qui, di consentire alle aziende di creare nuovi posti di lavoro in più rispetto a quelli che avrebbero già creato, e ai lavoratori di percepire l'80% del costo aziendale del lavoro, cioè fatto 100 il costo del lavoro, in busta paga a me mi arriva 80, non più 52,2 come oggi, che è l'attuale livello che pone l'Italia agli ultimi posti in Europa. Questa presentazione illustra solo alcuni principi generali che richiedono di essere tradotti in un disegno di legge, scrive Ricolfi, presentando appunto questo meccanismo del Job Italia. Come funziona? Punto primo. Fatto 100 il costo aziendale del lavoro, il netto percepito in busta paga deve essere pari a 80. Fatto 100 il netto in busta paga, il costo aziendale è 125. La differenza fra costo aziendale e netto in busta paga viene automaticamente destinata a due impieghi. Primo, pagamento integrale dell'IRPEF dovuta. Secondo, contributi sociali all'INPS e all'INAIL. Cioè, se io percepisco 80 e l'impresa paga 100, quel 20 va a pagare l'IRPEF e va a pagare l'INPS e l'INAIL. L'importo versato a INPS e INAIL è esattamente pari alla somma che rimane dopo il pagamento integrale dell'IRPEF. La retribuzione netta in busta paga non può essere inferiore a 10.000 euro all'anno ed è ben superiore ai famosi mini job tedeschi che viaggiano intorno ai 400-500 euro, mentre con 10.000 euro all'anno siamo ben sopra, di minimo oltretutto. Quindi il minimo previsto da questo contratto è 10.000 euro e non può superare i 20.000. Un esempio, con il Job Italia più povero, più misero, 10.000 euro all'anno netti in busta paga, il lavoratore percepisce 12.500 euro lordi, cioè il costo complessivo del lavoratore è 12.500. Quello che il lavoratore si mette in tasca è 10.000. Il lavoratore dunque percepisce 12.500 lordi suddivisi così: 10.000 se li mette in tasca in busta paga il lavoratore, 10.000 euro, 700 vanno al pagamento IRPEF, 1.800 vanno accantonati per fini pensionistici INPS. Il costo aziendale totale è 12.500 euro. Il lavoratore percepisce subito in busta paga 10.000, cioè l'80% del costo aziendale. I contributi sociali che mancano vengono messi dallo Stato. Perché? Perché in questo modo
il lavoratore possa godere pienamente della pensione, della disoccupazione, della malattia, dell'infortunio, della liquidazione, cioè di tutte le garanzie del lavoratore normale. E uno dice appunto, ma qui c'è un buco, se attualmente vengono garantite la malattia, l'infortunio, la disoccupazione, la pensione, la liquidazione con un costo del lavoro così elevato, come facciamo a ipotizzare che con un costo del lavoro molto più basso venga garantito tutto ciò? Con l'aumento dei posti di lavoro. È chiaro poi che le imprese interpellate dicono sì, io avevo intenzione di assumere 100, se mi dai un contratto di questo tipo assumo 260, poi magari non sarà così. E infatti pur facendo la tara, dice Ricolfi, cioè abbassando questo tetto, perché non è detto che l'impresa che ti risponde a un questionario dicendo con questo contratto assumerei 260, poi ne assuma 260 davvero. Se anche ci limitiamo al doppio, lo Stato ci guadagna comunque, perché sopra 1,4, cioè sopra 140, lo Stato incassa di più. Se anche l'impresa raddoppia da 100 a 200, è ben sopra il 140, che è il punto individuato statisticamente di equilibrio, cioè se un'impresa che già assumeva 100, con questo contratto mi assume 140, siamo in pareggio, lo Stato non ci perde. Se assume meno di 140 ci perde, se assume più di 140 lo Stato addirittura ci guadagna, prende soldi in più di contributi secondo i conti statistici di Ricolfi. Se anche prendiamo per buono non il 260 che è la risposta delle imprese, ma il 2, il 200, cioè un moltiplicatore di 2, siamo ampiamente sopra l'1,4, i 140 lavoratori assunti invece dei 100 inizialmente preventivati come assumibili da parte delle aziende. Quindi siamo ben oltre il punto di equilibrio. Lo Stato ci guadagna. Si potrebbe pensare che il Job Italia riduca appunto il gettito della pubblica amministrazione, visto che il nuovo contratto abbatte fortemente i contributi sociali, che corrispondono a circa il 30% delle entrate totali. Ma non è così. Per capire perché bisogna considerare due questioni. La prima è che i posti di lavoro incrementali, cioè creati da aziende che aumentano l'occupazione, i posti di lavoro in più, sono una frazione molto modesta delle assunzioni totali, che nella stragrande maggioranza dei casi sono semplici rinnovi di contratti precedenti o sostituzioni di lavoratori andati in pensione. Quindi, dice Ricolfi, punto primo, dobbiamo considerare che i posti di lavoro in più rispetto al totale delle assunzioni sono una quota piuttosto ridotta, perché nella stragrande maggioranza dei casi le assunzioni totali sono rinnovi di contratti precedenti o sostituzioni di lavoratori andati in pensione. Questo significa che l'eventuale perdita di gettito riguarda comunque una frazione modesta delle assunzioni totali. Per dare un ordine di grandezza, i posti di lavoro incrementali, cioè in più, sono 300-400 mila all'anno su un totale di 10 milioni di assunzioni. Secondo punto da considerare è che ogni nuovo posto di lavoro genera un valore aggiunto. Di questo valore aggiunto il salario è soltanto una parte, una componente. Su quel valore aggiunto non gravano solo i contributi sociali che col Job Italia si riducono fortemente, ma anche tutte le tasse che come cittadini e come aziende paghiamo normalmente alla pubblica amministrazione, vale a dire l'IRPEF, l'IVA, l'IRES, l'IRAP, soltanto per dire le 4 tasse più importanti. E le tasse col Job Italia non spariscono affatto e pesano molto di più, fra il doppio e il triplo, rispetto ai contributi sociali. Per capire come mai il Job Italia faccia aumentare il gettito, facciamo un esempio concreto, il più prudente possibile, scrive Ricolfi, dove per prudente si intende il più pessimistico per le entrate della pubblica amministrazione. In questo scenario, il moltiplicatore del Job Italia, che in base alle risposte delle imprese e alle ricerche risulta pari a 2,64, significa cioè che imprese che già volevano assumere 100 col Job Italia assumerebbero 264. Facciamo il caso pessimistico che invece di 264 assumano semplicemente 200, cioè il moltiplicatore sia 2, non 2,64. E la quota di gettito contributivo sulle entrate statali è messa uguale a 1/3. In questo scenario, diciamo così, il moltiplicatore viene ridotto a 2 e la quota di gettito contributivo sulle entrate totali dello Stato è messa a 1/3 del totale. Per fissare le idee, supponiamo
che non ci sia il Job Italia e che le imprese che aumentano l'occupazione creino 100.000 nuovi posti di lavoro. In questo caso la pubblica amministrazione incasserà circa 1 miliardo di euro in contributi sociali e 2 miliardi di euro sotto forma di altre tasse. Proviamo ora a introdurre il Job Italia. I nuovi posti di lavoro passano da 100 a 200.000 perché le imprese hanno un indice di reattività o un moltiplicatore pari a 2. Il gettito contributivo diventa molto piccolo, per semplicità ipotizziamo 0, mentre il gettito delle altre tasse passa da 2 a 4. Dunque, prima la pubblica amministrazione incassava 1 miliardo di contributi e 2 di altre entrate, cioè totale 3 miliardi. Ora incassa 4 miliardi di entrate non contributive, dunque 1 miliardo in più. Che fare? La soluzione più semplice è usare 2 dei 4 miliardi per assicurare una contribuzione piena a tutti i lavoratori con il Job Italia, che nel frattempo sono passati da 100 a 200.000 e quindi non costano 1 miliardo di contributi, ma ne costano 2. Quel che avanza, 2 miliardi, è esattamente uguale a quel che la pubblica amministrazione incassava prima sotto forma di altre entrate. L'unica differenza fra lo scenario senza Job Italia e lo scenario con Job Italia e redistribuzione del gettito è che ora abbiamo 100.000 posti di lavoro in più e tutti perfettamente tutelati come quelli di prima, che è una bella idea, è una molto bella idea. Il Job Italia è un contratto riservato alle aziende di qualsiasi forma giuridica che incrementano, che aumentano il numero di occupati. Per lavoratori occupati si intendono i lavoratori dipendenti in senso proprio, compresi gli apprendisti, e i co-co-pro. Dal computo degli occupati sono invece esclusi gli stagisti e le partite IVA. Il nuovo contratto può essere attivato per un numero di lavoratori pari all'incremento occupazionale annuo, cioè tutti quelli che hai assunto in più in un certo anno. Se ad esempio fra il 2014 e il 2015 un'azienda passa da 10 dipendenti a 12, può attivare 2 Job Italia perché ha aumentato l'occupazione di 2 unità. Dopo il primo anno il Job Italia può essere rinnovato per un periodo massimo di altri 3 anni, totale 4 anni, purché l'azienda che nel primo anno ha aumentato l'occupazione non la diminuisca nel periodo del rinnovo del Job Italia. Il Job Italia è un contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato con durata minima di 1 anno. Nel caso che sia a tempo determinato, la sua durata massima è di 4 anni. Nel caso sia a tempo indeterminato, cioè assunzione piena, al termine del 4º anno si trasforma automaticamente in un contratto ordinario a tempo indeterminato con tutti gli oneri connessi. Il Job Italia non è riservato a categorie particolari di soggetti, conclude Ricolfi. Chiunque può essere assunto con il Job Italia anche da aziende differenti in periodi differenti. L'unico caso in cui un lavoratore non può essere assunto con un contratto di Job Italia è quello in cui abbia già usufruito di uno o più contratti di questo tipo per un periodo complessivo superiore a 3 anni. In tal caso aggiungere 1 anno ai 3 anni passati farebbe sforare il tetto complessivo dei 4 anni. La legge prevede sanzioni nel caso di un uso improprio del Job Italia. Per uso improprio cosa si intende? Si intendono tutti quei casi nei quali l'incremento occupazionale è fittizio, è finto. Ad esempio, una singola azienda aumenta l'occupazione, ma una o sue più aziende controllate dallo stesso soggetto la riducono. L'azienda riduce l'occupazione nell'anno X per poterla aumentare nell'anno X più 1 usufruendo del Job Italia e via dicendo. Tutte queste utilizzazioni fraudolente, diciamo, di questo contratto sono sanzionate. Però può essere anche esteso il Job Italia perché nulla impedisce di estendere questo tipo di contratto anche alle imprese neonate di nuova costituzione. In questo caso il legislatore dovrà essere particolarmente attento a evitare gli abusi. Si può prevedere, per esempio, che nel caso delle aziende di nuova costituzione il Job Italia possa essere attivato soltanto se l'azienda assume un soggetto alla sua prima occupazione o un lavoratore non occupato da almeno 1 anno
in modo da evitare il caso di aziende che chiudono e rinascono al solo scopo di usufruire il Job Italia. Lo scopo fondamentale è quello di creare nuova occupazione, conclude Ricolfi. La lettura della stampa di oggi è utile naturalmente, è interessante, è stimolante, non sono moltissime le proposte di carattere concreto, va in quella direzione sostanzialmente di far diminuire le tasse per farle poi alla fine aumentare, sembra un paradosso ma è così, che è un po' la logica anche della flat tax, della tassa unica a livello più generale di sistema fiscale nel suo complesso. Cioè se io abbasso l'aliquota fiscale ottengo, è probabile che ottenga in paesi normali, poi bisogna discutere se l'Italia sia un paese normale e forse questa discussione sta tra il retorico e l'ozioso, bisogna vedere, però certamente, visto che le cose sono sempre andate in un certo modo e siamo arrivati a questi risultati di oggi, che non sono brillanti sotto il profilo economico, una svolta ci vuole. Allora, il discorso sulla flat tax, sulla tassa unica, sul 20% appunto che propone per esempio la Lega, un'aliquota sola per tutti, forse può generare effetti addirittura per le casse dello Stato migliori di quelli che sono generati dall'attuale sistema fiscale, cioè per paradosso può fare incassare perfino di più lo Stato. Poi si può studiare una federalizzazione di questa imposizione fiscale unica. Se hai un'aliquota sola è più facile applicarla anche regione per regione. Possono essere tanti i passaggi, gli sviluppi, i ragionamenti, le proposte e anche l'azione politica. Sta di fatto che questa idea fondamentalmente della riduzione del peso del fisco o in questo caso dei contributi, che poi è la stessa cosa da un punto di vista, cioè quanto mi costa fare qualcosa, stare al mondo, perché in Italia costa molto stare al mondo, semplicemente essere cittadini e lavorare costa, avere una casa costa, sono tutte assurdità ma è così, una sana vena libertaria andrebbe riscoperta alla grande. In ogni caso, se io faccio pagare di meno, se spremo di meno il cittadino, può anche essere che incassi di più alla fine, il famoso discorso del meno tasse per incassare più tasse alla fine complessivamente, tutto da vedere, però certamente una svolta ci vuole e tutto sommato anche la filosofia di questa proposta di Job Italia non è molto dissimile. Io faccio in modo che sia molto meno gravoso assumere qualcuno, cioè che il costo del lavoro, il famoso cuneo fiscale, diminuisca drasticamente per chi fa nuova occupazione, per chi crea posti di lavoro, in maniera tale, e Ricolfi lo dimostra anche coi numeri, se è vero che le imprese, poi bisogna dargli la tara, ma la tara gliela dà Ricolfi alle risposte delle imprese, cioè io vado dall'imprenditore e gli chiedo, se io ti presento una roba così, con contributi sociali ridotti, con un costo del lavoro ridotto in questo modo, e nello stesso tempo al lavoratore va in tasca l'80% del suo costo. Tu impresa, invece di assumere 1, quanto mi assumi? Ti assumo 2,6, risponde l'imprenditore. Io che sono scettico dico, insomma, forse tu mi dai una risposta eccessivamente ottimistica. Facciamo pure che tu assumi solo 2, ma anche se assumessi soltanto 1,4 e da lì in su, questa proposta sta in piedi da sola economicamente e te lo dimostro coi numeri, che poi è il mestiere del professor Ricolfi. Quindi, se anche ammettiamo che non è vera la risposta dell'imprenditore che dice ma con un contratto così io non assumo più 1, ma assumo 2,6, mettiamo pure che assuma solo 2 o 1,7, lo Stato ci guadagnerebbe comunque come entrate. Insomma, la proposta è stimolante. La pagina 2 e la pagina 3 della Stampa sono da leggere. Noi non riusciamo oggi a parlare di nient'altro naturalmente perché sono arrivate le ore 12, ma credo che fosse necessario è utile proprio nel giorno del famoso Jobs Act, che è un foglio bianco, tipo quello che ha fatto vedere, mi sembra, il comico Crozza ieri sera, il foglio bianco che però è così, anche i parlamentari in Parlamento, lo abbiamo sentito, i senatori lo stanno osservando, che quella Jobs Act lì è un foglio bianco, i contenuti, in parte è naturale che sia così, perché si tratta di una legge delega, sulla quale però è stata messa la fiducia, e questa è una cosa abbastanza anomala. Porre la fiducia su una legge delega è un'anomalia abbastanza chiara, perché legge delega vuol dire che lì dentro ci sono dei principi generali, che la Costituzione dice che devono essere dei principi precisi, perché tu non puoi delegare il governo sulla base di principi molto molto elastici, perché sennò è come dire fai quello che vuoi. I principi devono essere molto precisi nella legge delega e quindi i principi devono essere sì generali, ma anche abbastanza precisi. Nel caso specifico però
I principi sono abbastanza ampi e il contenuto non c'è ancora, perché nemmeno dei principi, perché il testo è stato riscritto all'ultimo. Anzi, ho letto poco fa un'agenzia ANSA, la ministra Boschi, ministra per i rapporti col Parlamento, oltre che per le riforme, dice: facciamo fare il dibattito al Senato, dopodiché presentiamo il testo, che è come dire, quelli parlino pure, dopo noi presentiamo il testo e lo facciamo votare la fiducia. Una fiducia non su un decreto, cioè su un provvedimento d'urgenza, ma su una legge delega, che è un'anomalia. Il Corriere con Verderami dice: questo meccanismo è stato utilizzato, cioè hanno messo la fiducia su una scatola vuota, dando praticamente una delega in bianco al governo su una legge delega, appunto, che è una cosa che insomma non sta in piedi da un punto di vista di logica normale, perché io non posso delegare in bianco e mettere la fiducia su una delega in bianco di cui non so ancora i contenuti, neanche i paletti generali. Però l'hanno fatto, spiega il Corriere, perché questa è una cambiale da pagare all'Europa, cioè dobbiamo andare oggi al vertice di Milano, domani con la Merkel e che sia, a dimostrare che noi abbiamo avuto la fiducia su questa scatola vuota. Poi glielo dico io alla Merkel cosa c'è nella scatola, non glielo dico ai senatori, non glielo dico ai parlamentari, non glielo dico ai cittadini, ma glielo dico alla Merkel e all'Europa. Cosa ci metto io poi nella scatola, visto che il Parlamento mi ha delegato a riempirla, quella scatola lì del Jobs Act. È una cosa un po' curiosa, ma secondo il Corriere è andata così, perché altrimenti ci commissariavano, perché altrimenti arrivava la famosa troica, la Commissione europea, l'Unione Europea e il Fondo Monetario Internazionale. Sarà vero o non sarà vero? Sta di fatto che chiedere la fiducia su una legge delega è un passo costituzionalmente molto arduo e il Quirinale se ne è stato zitto e l'ha avallato, perché, dice sempre il Corriere di oggi, perché il Quirinale sa che è quello che l'Europa chiede all'Italia di fare, con una procedura costituzionale molto dubbia. Chiedere appunto la fiducia su una delega vuota per giunta, ma staremo a vedere con cosa verrà riempita la delega. Intanto però al Senato mi pare che vadano avanti a discutere, o no? Mi pare di sì. Al Senato non lo sappiamo perché noi siamo fantasticamente sempre avanti e siccome non possiamo guardare due cose, ne guardiamo una sola e male, che è la nostra specialità. Quindi al Senato non sappiamo che cosa sta succedendo, anche se prima abbiamo sentito il senatore Arrigoni. Con ciò prosegue la discussione sul Jobs Act, prosegue anche il pomeriggio, è finito il mezzogiorno e tanti saluti a tutti da Giulio Cainerca. Sono le 12:02. Aiutaci a fermare l'invasione.